Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Berlusconi, il lutto e la tristezza. La maggioranza degli italiani ha in più occasioni votato per lo schieramento di cui Silvio Berlusconi è stato il fondatore. Il lutto non può quindi che riguardare l'intero paese. Il solo fatto che qualcuno abbia contestato il funerale di Stato e il lutto nazionale denota solo la povertà umana di alcuni. Molti in queste ore lo piangono, moltissimi nella nostra isola che in più occasioni ha tributato al suo schieramento una messe di voti e di eletti. Si metta da parte ogni polemica, questo è il giorno del lutto e del rispetto. La morte di Berlusconi e il centrodestra siciliano. La scomparsa del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, costringe tutti, al di là della tristezza e del dovuto cordoglio, a riflettere sul nostro paese e sulla inevitabile fine della Seconda Repubblica che la morte di Berlusconi di fatto certifica. Anche nel rispetto della memoria del suo fondatore, il centrodestra, ed in particolare quello siciliano, ha il dovere di ripensarsi in modo unitario, offrendo alla nostra isola un progetto politico valido per i prossimi 20 anni. La capacità di guardare al futuro dimostrerà nel migliore dei modi il tributo ad un uomo che è sempre stato vicino alla nostra isola. Ballottaggi. A Siracusa vince Italia, ad Acireale Barbagallo. Ad Acireale ha vinto Roberto Barbagallo, ex sindaco di Forza Italia, pur colpito da pesanti polemiche della vigilia. A Piazza Armerina ha vinto Nino Cammarata di Fratelli d'Italia, ma in questi due comuni si scontravano due esponenti del centrodestra. A Siracusa ed Aci Sant'Antonio il centrodestra ha invece perso i ballottaggi. A Siracusa il sindaco uscente calendiano Francesco Italia ha superato con una campagna elettorale aggressiva con punte non sempre corrette il candidato del centrodestra Ferdinando Messina, sempre pacato e concentrato sui contenuti. Ad Aci Sant'Antonio ha vinto Quintino Rocca, esponente del PD locale. Chissà quando il centrodestra vorrà aprire una riflessione sui ballottaggi. Agricoltori siciliani contro le importazioni di grano. Centinaia di agricoltori hanno ieri protestato al porto di Pozzallo guidati da Coldiretti Sicilia contro l'arrivo di tonnellate e tonnellate di grano con glifosato. Ieri al porto vi era una nave piena di grano proveniente dalla Bulgaria. Decine sono le navi che portano grano dal Canada. Questo rovina i produttori di grano siciliano. Il prezzo di vendita quest'anno non raggiunge i 30 centesimi al chilo a fronte dei quasi 4 euro del costo del pane. Lampedusa, nave trasferirà 2.800 migranti a settimana. Il Ministero degli Interni, grazie a una nuova norma inserita nel decreto migranti, ha noleggiato una nave che effettuerà i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa e che sarà in grado di trasportare fino a 2.800 migranti a settimana in modo che l'hotspot non si riempia mai oltre la capienza. 70% laureati UNIPA lavorano a un anno dalla laurea. I dati del rapporto Almaviva sulla condizione occupazionale dei laureati in Italia mettono in evidenza un positivo risultato dell'Università di Palermo, subito rilevato dal rettore Massimo Midiri. Ad un anno dal conferimento della laurea, il tasso occupazionale dei laureati UNIPA è del 70,2% rispetto al 65% dell'anno precedente. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.